Buon pomeriggio, un sole pieno ha confortato la 3 giorni ospitata dallo splendido circolo ippico Le Siepi a Savio di Ravenna. Il concorso nazionale di Formula 1 registra un'adesione massiccia, anche perché due categorie sono valide per la qualificazione al prossimo internazionale romano a Piazza di Siena. Una di esse è ovviamente il Gran Premio, cui si riferiscono le immagini. Si tratta di una categoria in 2 manche. Alla seconda accedono i 16 migliori binomi in base a penalità commesse e tempo impiegato. Classifica finale stilata in base alla somma delle penalità totalizzate nella prima e nella seconda manche. In caso di parità classifica il riscontro cronometrico del secondo percorso. Siamo in piena seconda manche, alla quale si sono qualificati 12 binomi con percorso netto, uno con una penalità e mezzo e 3 binomi con 4 penalità al primo percorso. Intanto in campo Antonella Ottaviani su Condor, è il primo dei binomi che non hanno commesso errore agli ostacoli. Abbiamo già 3 totali, anzi 4, 8 le penalità per Filippo Rizzi e Menta, altrettante per Giuseppe Rolli e Pimbesh, poi il ritiro di Giovanni Lucchetti, che in sella Mister D aveva compiuto un solo errore agli ostacoli nella prima manche. Quindi Guido Dominici, che per ora è in testa alla classifica provvisoria, una penalità e mezzo nella prima manche, una nel secondo giro per un'infrazione di tempo. Dunque nessun errore agli ostacoli, mentre Antonella Ottaviani ha commesso 2 errori in questa seconda manche. Molto applaudito il percorso netto della 23enne romana, argento ai campionati Amazzoni nel 94, ha migliorato il proprio bagaglio presso le scuderie di Stani Van Passion. È un'allieva del pisano Massimiliano Baroni. 8 penalità per Condor e Antonella Ottaviani, e questo è il totale per questo binomio. Giuseppe Rolli ha la soddisfazione di aver portato 2 cavalli alla seconda manche, in sella a Pimbesh un totale di 8 penalità. Ora ci prova con Iolente, un cavallo di origine belga. Percorso netto nella prima manche, una prima manche ideata da Giuliano Vezzani, mentre la seconda è stata affidata allo svizzero Paul Weyer. Prendiamo dunque confidenza con questo secondo tracciato. Si parte con un passaggio di sentiero 1,40 per 1,45, il numero 2 è un altro largo di tavole e barriere 1,45 per 1,45, poi l'unica combinazione è una doppia gabbia, l'elemento d'entrata un verticale di 1,45, un altro dritto 1,50 m il secondo elemento, quello d'uscita un passaggio di sentiero 1,5 m per 1,5 m, la luce fra il primo e il secondo elemento di 7,60 m, fra il secondo e il terzo di 7,70 m. Il numero 4 è rappresentato dalle tavole, un verticale di 1,5 m, poi il 5, un Oxer Carré 1,5 m per 1,5 m. Quindi una correzione di traiettoria per arrivare al verticale su cancello, un altro 1,5 m, il falso largo numero 7, 1,50 m per 80 cm, e si conclude con il passaggio di sentiero 1,45 per 1,50 m. La lunghezza del percorso è di 380 metri, la velocità di 400 metri al minuto, il tempo massimo di 57 secondi, il tempo limite di 114. Intanto sono 4 le penalità per Giuseppe Rolli in sella a Iolente, per un totale di 4 nel tempo di 54,63. Si inserisce al secondo posto della classifica provvisoria, alle spalle di Guido Dominici, che è il capofila in sella match ball con 2 penalità e mezzo. Ora, per la gioia degli appassionati, un cavaliere di grande prestigio, si tratta di Giorgio Nuti in sella a Callao. Anche per questo binomio percorso netto, vi dicevo, possibilità di qualificarsi per il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, al quale potranno qualificarsi 23 cavalieri azzurri.
il responsabile tecnico del settore salto ostacoli, l'olandese Henk Noren, ne ha già selezionati 6. Si tratta di Arioldi, Bologni, Sozzi, proprio Giorgio Nuti che vediamo inquadrato, poi Chiaudani e Smith. Si riserva altri 3 accessi di diritto e gli altri 14 dovranno qualificarsi sul campo dopo le prove di Cervia che stiamo seguendo e poi quella di Rho dal 25 al 27 aprile. Intanto va a concludere Giorgio Nuti con il primo doppio netto della giornata in sella a Callao. Il tempo di 50 e 75 è il primo riferimento cronometrico da tenere in debita considerazione. Chi vorrà aggiudicarsi questo Gran Premio dovrà non commettere errori agli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 50 e 75 di Giorgio Nuti. Il primo a tentare sarà il tenente Enrico Gasperini in sella Valium d'Artois. Naturalmente avvantaggiati i cavalieri che entreranno in campo per ultimi. L'ultimo sarà Uberto Lupinetti in sella a Drumakun Crusader, che è stato il più veloce fra i percorsi netti nella prima manche. Già 4 le penalità per il tenente Gasperini, esponente della scuola di cavalleria di Montelibretti. Condizioni meteorologiche perfette per un avvenimento agonistico indubbiamente spettacolare. Va a concludere la sua prova Gasperini. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 53 e 31 e 4 è anche il totale per il binomio formato da Gasperini e da Valium d'Artois. Sempre in testa alla classifica dunque Giorgio Nuti con doppio netto 50 e 75. In seconda posizione Guido Dominici con match ball, 2 penalità e mezzo. Nell'altra categoria valida come qualificazione a Piazza di Siena successo di Gianni Govoni in sella a Vaselin, in seconda posizione Ionella Ligresti su Ubeda quarta, in terza posizione Giovanni Lucchetti su Mr. D, quindi Filippo Moyerson con l'intramontabile Loro Piana Duganò, Susanna Ferrara idolo del Cerro, quindi Filippo Rizzi su Good Bless, Valerio Sozzi con Gisuvat Pilot High Flight e quindi Natale Chiaudani in ottava posizione in sella al fido Rheingold e Luin. In campo Stefano Cesaretto su Ravissa, nessun errore agli ostacoli nella prima manche, sono già invece 8 le penalità in questo secondo tracciato. I 2 chef de piste, Uliano Vezzani e Paul Weier, hanno in qualche modo simpaticamente rivaleggiato il maestro di fronte all'allievo. 2 percorsi completamente diversi, molto fantasiosi. Intanto conclude anche Cesaretto, 12 penalità il totale per Ravissa. Ed ora tocca a Duccio Bartalucci in sella a Vugolda, altro cavaliere di grande prestigio, è modenese di nascita ma vive da tantissimo tempo a Roma. Duccio è stato campione d'Italia nel 1980, nell'82 ha partecipato al campionato del mondo, in gara agli europei nell'83. Con Vugolda deve battere il 50 e 75 di Giorgio Nuti, molto veloce in sella a Callao.
Vedete che il cavaliere modenese romano d'adozione sta in qualche modo pigiando sull'acceleratore, cerca come altri colleghi la qualificazione al concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, sta per concludere il suo percorso bene al passaggio di sentiero in giallo e marrone. Sono 4 però le penalità nel tempo di 55 e 46. 4 le penalità per V Golda, il tempo è di 55 secondi e 46. 4 è il totale per Duccio Bartalucci e per V Golda. Ora Natale Chiaudani su Reingold Luynes, binomio ormai molto affiatato. Medaglia d'argento agli assoluti di La Bagnaia, alle spalle di Arnaldo Bologni e Mayday. Natale Chiaudani ha raggiunto il massimo livello internazionale proprio con questo cavallo, un cavallo intero che ha preparato con grande pazienza. Chiaudani è piemontese, è nato a Tortona nel 1960. Per lui nessun problema di qualificazione per il Xio romano, infatti è una delle carte giocate dal tecnico federale Henk Noren, che è qui presente a Cervia e segue attentamente. Intanto c'è il primo errore di Natale Chiaudani e Reingold Luynes, 4 penalità. Dunque comincia a essere abbastanza importante l'ipoteca di Giorgio Nuti e di Callao su un piazzamento di prestigio. 4 penalità intanto per Natale Chiaudani e per Reingold Luynes nel tempo di 48,88. Era molto veloce Chiaudani, il più veloce in questa seconda manche, peccato per quell'errore. 4 il totale, d'altronde non sempre velocità e precisione possono essere coniugate. Ora Emilio Puricelli in sella a San Patrignano Deca. Puricelli è uno dei cavalieri della scuderia di San Patrignano, insieme a Fernando Furcade e al campione del mondo, il tedesco Frank Schlotak. C'è già un errore, prime 4 penalità per Emilio Puricelli, che ha partecipato al campionato d'Europa nell'83 a Eiksted. Per lui un periodo abbastanza sfortunato dopo le ottime prestazioni di una stagione fa. Puricelli va diligentemente a concludere il proprio percorso, superato senza difficoltà il passaggio di sentiero, bene anche sull'ostacolo conclusivo. 4 penalità nel tempo di 50 e 04. 4 penalità il totale per questo binomio. Per ora sono soltanto 2 i cavalieri che non hanno commesso errori agli ostacoli: Giorgio Nuti in sella a Callao e Guido Dominici con Match Ball. Però questo secondo binomio si è rivelato piuttosto lento, infatti ha conseguito una penalità e mezza nella prima manche, una penalità nella seconda, sempre per infrazioni di tempo. Nessun errore agli ostacoli comunque anche per Guido Dominici e Matchball, mentre è in campo Filippo Moyerson con Loro Piana Nurkar, cavallo di origine italiana. Filippo Moyerson è certamente uno dei migliori cavalieri italiani, è nato nel 1954, stile raffinatissimo per Filippo Moyerson,
che nella circostanza deve superare un problema, ricorre anche alle maniere forti. Ricordiamo per lui 3 campionati d'Europa, 8° posto a Monaco nell'81 con Adam, un campionato del mondo a Dublino nell'82 sempre con Adam, una partecipazione all'Olimpiade di Los Angeles sempre con il fedelissimo Adam. Anche Filippo Moyerson a caccia di punti preziosi per partecipare al concorso ippico di Piazza di Siena, che quest'anno sarà abbinato alla Lotteria Nazionale. Intanto va a concludere Filippo Moyerson 3 penalità per il rifiuto che abbiamo seguito in precedenza nel tempo di 64,19. Sono 5 perché c'è anche un surplus relativo all'infrazione di tempo. Dunque 5 penalità il totale per Filippo Moyerson e l'Oropiana Nurkar. Ora Filippo Rizzi su Good Bless, cavallo di origine belga. Dopo di lui vedremo altri 2 binomi, l'olandese Rob Herens in sella Young Horse Stolen Thunder e Uberto Lupinetti con Drumakun Crusader, ma intanto Filippo Rizzi su Good Bless. Anche Rizzi è presente in questa seconda manche con 2 cavalli, in precedenza menta 8 penalità totali. Ora si presenta con il percorso netto di Good Bless nella prima manche e il ritmo è molto brioso, ha evidentemente nel mirino il 50 e 75 di Giorgio Nuti. Primo errore, 4 penalità. Dunque il cavaliere ormai ha come obiettivo massimo un piazzamento. Conclude anche Rizzi, 4 penalità nel tempo di 53,16. Vi ricordo che il tempo massimo è di 57 secondi. Allora, ricapitoliamo la classifica provvisoria. Giorgio Nuti e Callao, doppio netto 50,75. In seconda posizione Guido Dominici, Match Ball, 2 penalità e mezzo. Poi Natale Chiaudani, Reingold Win, 4 penalità, 48,88. Emilio Puricelli, San Patrignano Deca, 4 penalità, 50,04. Adesso tocca all'olandese Rob Herens su Young Horse Stolen Thunder, cavaliere di prestigio. Evidentemente in preparazione al più importante concorso ippico romano. Qui a Cervi abbiamo visto all'opera anche il team giapponese che affila gli artigli per dare il meglio di sé a Piazza di Siena, una presenza gradita e anche la possibilità di confrontarsi con cavalli e cavalieri stranieri. Rob Herens tasta il polso ai nostri binomi, è netto finora il suo tracciato, nessun errore agli ostacoli nella prima manche. È un po' lento rispetto a Nuti, bada soprattutto alla precisione il cavaliere olandese che va ad affrontare l'ultimo ostacolo, il largo conclusivo, percorso netto in 55,95. 0 le penalità nel tempo di 55 secondi e 95. 55,95. Dunque sempre al comando Giorgio Nuti, ma in seconda posizione Rob Herens con un doppio netto in 55,95. In terza posizione Guido Dominici e Match Ball. Ed ora l'ultimo binomio in campo, Uberto Lupinetti in sella Drumakun Crusader, un cavaliere di grande simpatia che ha attraversato un momento di, possiamo dire,
disamoramento, lontano dalla grande scena, dal palcoscenico che conta, e sta ritornando alla grande. C'è l'errore e dunque la vittoria va a Giorgio Nuti. Sono 4 le penalità per Uberto Lupinetti e Drumakun Crusader. Fase conclusiva del tracciato. Ancora un brivido, ma sono sempre 4 le penalità per Lupinetti, che va ad affrontare gli ultimi 2 ostacoli: il falso largo 1,5 m per 80, poi il passaggio di sentiero 1,45 per 1,50, 4 penalità nel tempo di 55 e 60. Si conclude dunque il Gran Premio, siamo immediatamente in grado di riepilogare la classifica definitiva. In prima posizione Giorgio Nuti in sella a Callao, doppio netto 50 e 75. In seconda posizione l'olandese Rob Herens, Young Horse Stolen Thunder, doppio netto 55 e 95. In terza posizione Guido Dominici, Match Ball, 2 penalità e mezzo, non ha commesso un solo errore agli ostacoli. Guido Dominici, un bravo anche per lui. In quarta posizione Natale Chiaudani, Reingold del Luin, 4 penalità in 48 e 88. Poi Emilio Puricelli, San Patrignano Deica, 4 penalità 50 e 04. Filippo Rizzi, Gulbles, 4 penalità 53 e 16. Enrico Gasperini, Valium d'Artois, 4 penalità 53 e 31. Giuseppe Rolli, Iolente, 4 penalità 54 e 63. Poi ancora Duccio Bardalucci con V Golda, 4 penalità 55 e 46. Uberto Lupinetti, che abbiamo appena visto impegnato con Drumakun Crusader, 4 penalità 55 e 60. Poi ancora Filippo Moyerson, Loro Piana Nurkar, 5 penalità. Giuseppe Rolli con Pimbesh, 8 penalità 50 e 66. Filippo Rizzi, Menta, 8 penalità 53 e 78. Antonella Ottaviani, 8 penalità e 3 quarti con Condor, e quindi Stefano Cesaretto in sella a Ravissa con 12 penalità. Questi sono i binomi che hanno dato vita alla seconda manche di questo Gran Premio, vinto da un cavaliere che sta ritrovando i suoi motivi migliori, Giorgio Nuti in sella a Callao, un risultato che fa ben sperare in vista dei prossimi importanti appuntamenti, primo fra tutti il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. È tutto dal circolo ippico Le Siepi, restituisco la linea allo studio. Secondo recente tendenza